Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Napolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. La Tazzulelle caffè, ma ce l'abbiamo. Oh, ci sto un caffè a rinde, cioè non è che io faccio finta, c'è il caffè veramente, no? Per fare scena, capito? No, io bevo un caffè perché sono un po'. Giovani, Lollo caffè, si muove fa pure un po' di marketing, Lollo. Comunque, a me viene da ridere, perché nel profondo dell'anima ci avevo pure sperato, sono sincero, nel profondo dell'anima ci avevo addirittura sperato che Luis Enrique potesse venire a Napoli, invece così non è, così non è, ma ha parlato Aurelio De Laurentiis e ha detto sì, Luis Enrique è un ottimo allenatore, ha fatto benissimo, però gli interessa più la Premier League, ci sono campionati più competitivi dei nostri. Ragazzi, io sono sincero, io questa mattina quando ho letto incredibile offerta a Luis Enrique, 8 più 2 di bonus, intorno ai 10 milioni, poi erano 11-12 lordi, e poi lo sapevano loro, no? Cioè, io quando ho letto sta notizia ho detto, aiù, ma voi veramente credete a ste cavolate? Quello non ha dato 1 milione in più, 2 milioni in più a Higuain quando fu Higuain, non ha dato un aumento da 500.000 euro. A Mertens va a offrire 8-9 milioni, di 11 milioni a Luis Enrique. Ragazzi, il lupo perde il pelo, ma non il vizio, ricordatevelo sempre, ricordatevelo. E mo non voglio fare un attacco a De Laurentiis perché non mi interessa proprio, però sta facendo un po' troppo VIP ultimamente, no? Ultimamente stai facendo un po' troppo il VIP, caro Aurelio, vai da Fazio e vai di qua e vai in radio e vado di qua e vado di là. Aurelio caro, sistema prima le cose in società e poi sei libero di fare quello che ti pare, perché se noi dobbiamo partire la prossima stagione non sapendo chi sarà il nostro allenatore, perché tu non hai ancora deciso nulla. Il bello è questo, che tu non hai ancora deciso nulla. E sapete come andrà a finire? Che ci sarà, secondo me, ci sarà un traghettatore quest'anno. Quest'anno ci sarà un traghettatore e poi fra 2 anni si vedrà. Perché tanto a così hanno, aiù. È così. E i soldi ora ce li ha perché sei arrivati ai quarti, hai vinto il campionato, i soldi ora ci sono, caro Aurelio. Venderai Kim, sono 60 milioni, ci sono i soldi. Ci sono i soldi per essere competitivi e prendere un allenatore buono per far aprire un progetto serio a Napoli. Ci sono ora i soldi. Non diciamoci fesserie, perché poi se volimmo dicere stronzate, diciamo le stronzate. I soldi ora ci sono, Aurelio. Aurelio, i soldi ci sono. Se vuoi essere un top club, come dici te che vuoi essere il top club d'Italia, iniziamo a far girare i soldi. E poi di sicuro ci saranno gli attacchi su questo video perché già lo so. Ma critichi il presidente ha vinto lo scudetto dopo 33 anni. Ragazzi, se il Napoli voleva fare un progetto serio, riconfermava Spalletti, non esiste nessun anno sabbatico, Waiu. Non esiste nulla, non esiste nulla. L'anno sabbatico e poi naturalmente ve lo vengono a dire a voi, se quello ha chiesto 7-8 milioni a stagione ve lo vengono a dire a voi. Hanno fatto bella figura, si sono pulite le mani, Aurelio De Laurentiis e Spalletti. E via, e via. E io l'ho detto, se tu non sai chi sarà il prossimo allenatore, non sai nemmeno che modulo devi usare, non sai i giocatori che ti servono. Non sai nulla, non sai se Giuntoli rimane, non sai il tuo prossimo DS chi sarà. Ragazzi, ma cioè, facciamo i seri per piacere. Iniziamo a prenderci sul serio, iniziamo a prendere sul serio la prossima stagione. Quest'anno abbiamo vinto lo scudetto. Io lo vorrei difendere questo scudetto l'anno prossimo. Io vorrei difendere lo scudetto l'anno prossimo, non come il Milan e l'Inter, un anno e via. Io vorrei aprire proprio un mini ciclo di fatto di 2 stagioni, 3 stagioni che vince qualcosa di seguito. L'Inter negli ultimi 3 anni comunque ha vinto 5 trofei, qualcosa ha vinto. Avete capito dove voglio arrivare io? Finiamo di fare queste tarantelle, è lo stadio, è questo, è quello, è i biglietti, perché poi c'è stato da dire pure sui biglietti ed è giusto di dire sui biglietti. Non fai un pullman scoperto, non fai niente, non fai niente perché? Perché la gente deve pagare, per vedere i giocatori deve pagare. Quindi è giusto farlo al Maradona, però gente che si è fatta la Serie C, io avevo l'abbonamento Sky in Serie C, forse ero l'unico che tenevo lo Sky originale a Chili Tempo,
Vabbè, no, io, mio padre e mia madre ce l'avevano, perché io non c'avevo nemmeno, avevo 15 anni, 14 anni, 10 anni, quando cazzo anni tenevo, non mi ricordo nemmeno. E devo vedere gente che si compra il biglietto e poi lo va a mettere a 700 euro su internet. Oh, voglio, ma veramente stiamo facendo? Ma veramente stiamo facendo? E lo ripeto, noi il prossimo anno non sappiamo ancora nulla. Questo tira le frecciatine velate, il 433 e abbiamo 100 nomi sulla scrivania. Dove sono sti 100 nomi? Chi sono? I nomi sono 4. Luciano Spalletti, che non è più un nome, quindi togliamolo. Italiano, Tiago Motta, Gasperini e Coinsensao. Perché si è aggiunto pure Coinsensao. Luis Enrique, sono 5, eccoli qua, questi sono i 5 nomi. Tu devi dire, la prossima stagione, come la vuoi giocare e con chi soprattutto la vuoi giocare. Perché i giocatori devono sapere chi sarà il prossimo allenatore, devono sapere chi li allena, devono sapere se possono essere coerenti con il modulo che andrà a mettere il nuovo allenatore. E io perciò quando ho detto 8 più 2 milioni di bonus, ma dove li avete visti? Ma dove li avete visti? Che lui vuole fare vuole rinnovare il contratto a Osimhen di 1 milione, glielo vuole aumentare dopo che ha vinto la classifica capocannoniere, dopo che ti ha fatto vincere lo scudetto. Tu gli vuoi dare 1 milione in più, aumenta, portalo a 6 milioni a stagione almeno, fai in modo che qualcuno rimanga, perché fra 2 anni Osimhen e Kvara verranno venduti come sempre, voglio, non fatevi illudere da cose assurde che non esistono, che non stanno né in cielo né in terra. I cicli sono fatti così, perciò io vi dico, apriamo un ciclo di qualcosa. Tu hai detto voglio vincere la Champions League. Per vincere la Champions League servono i giocatori e servono gli allenatori top. Top, non che prendi il primo che passa per strada, vai prendiamo questo, perché se no tu mi prendi pure il top come fu Ancelotti. Ma se la squadra non è amalgamata, Ancelotti giocava con il 4-4-2, 4-4-2 di Ancelotti, ve lo ricordate? Il 4-4-2 di Ancelotti. Eppure l'uomo di Coppen ha vinto un cazzo a Napoli. L'uomo di Coppen ha vinto un cazzo, ha vinto più Gattuso. Rendiamocene conto. Rendiamocene conto, ragazzi. Perciò io vi dico, se vogliamo fare una società seria, domani, dopo la partita, quando è finito il campionato, già devi avere l'allenatore pronto per andare a Di Mauro e dire oh, da oggi si cambia e abbiamo questo modulo, iniziate a entrare nei miei meccanismi. Noi arriviamo una settimana prima, 2 settimane dopo finire il campionato, 3 settimane dopo e sappiamo chi è l'allenatore. Non funziona così, voglio. Non funziona così. Iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli, la prossima Napoli 1926. Ciao, voglio.